Ben ritrovati in diretta su Telefriuli, a questo appuntamento con A Voi la Linea, domenica San Valentino, ricorrenza che viene festeggiata tradizionalmente a Borgo Pracchiuso a Udine, ma quest'anno lo si farà in modo ridotto rispetto al solito, senza la tradizionale fiera e senza tutte le manifestazioni correlate, questo ovviamente a causa delle restrizioni anti-Covid. Per dare un segnale di speranza e continuità però sarà aperta la chiesa dedicata al santo, dove si potrà accedere in maniera contingentata e rispettando il distanziamento. Sentiamo Isabella Gregorato. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo in via Pracchiuso, proprio davanti all'ingresso della chiesa di San Valentino. Parliamo di Borgo Pracchiuso perché il 14 di febbraio da centinaia di anni praticamente, si ripeteva sempre la manifestazione qui che coinvolgeva praticamente tutta la popolazione, i commercianti del borgo. Ebbene, quest'anno a causa del Covid la manifestazione non si terrà. Io sono con due collaboratori del parroco, qui della parrocchia appunto delle Grazie, Carlo e Vallì. Che cosa succederà il 14, il giorno di San Valentino, qui nel borgo? Allora, diciamo che inizia il 13 pomeriggio, alle 16 del pomeriggio verrà aperta la chiesa e alle 17, come da consuetudine, verrà fatta la benedizione del pane. Poi domenica invece la vera festa, che è propria del santo, che porta anche l'onomastico appunto quel giorno, verrà aperta alle 8:30 fino alle 12:30, nel pomeriggio verrà riaperta alle 17, alle 14:30 fino alle 17-18, che sarà la messa celebrata dal parroco padre Francesco Polotto. E comunque anche l'ingresso qui alla chiesa evidentemente sarà contingentato, quindi non più la festa come era vista un tempo in sostanza. Sì, certo, sarà proprio contingentata e distanziamento delle persone. Di tutto ciò. Tanto più che la chiesa poi è piccola, non può contenere tante persone. Volevo chiedere anche la visita, che c'è appunto il santo dietro, potrà essere effettuata oppure no? Purtroppo in lontananza, dopo se volete entriamo e vi mostro come sarà il percorso. Sì. E diciamo che tutto in questo saremo aiutati dalla protezione civile. Che appunto con il signor Cunto Andrea e la polizia municipale che ci darà una grossa mano in tutto il periodo per appunto fare questo servizio di volontari che saranno qui presenti tutto il giorno. Ecco, Vallì, il primo anno senza la festa, quindi anche per voi. È il secondo, il primo è stato quando c'era il caso della Luana qui alla Quiete, dato che la ragazza era morta. È vero che la popolazione del posto decise quell'anno per rispetto di non fare la festa. Questo è il secondo anno, anche se nevicava a San Valentino era sempre fatto. Sì. Quindi anche per voi qui del posto che cosa rappresenta questa tradizione? Penso che sia questa, quella di Santa Caterina, sono le uniche rimaste a Udine. E sono tradizioni già dall'antico, perché arrivavano i nonni con i bambini, adesso i bambini sono grandi e per tradizione portano anche i loro bambini. È sempre una festa amata, non solo da Udine ma anche dalla periferia. Sì. E comunque per l'occasione si potrà trovare il pane benedetto, si potrà acquistare, si troveranno anche le chiavette. Le chiavette si troveranno in chiesa, i ceri, il pane benedetto no, perché dovrebbe essere stato sigillato per via del Covid e abbiamo optato per un'altra cosina, insomma, un sacchettino chiuso, non è più il pane a forma di S nemmeno a forma di 8, perché appunto per questo motivo, per l'igiene, insomma, qualcosa di benedizione c'è. Sì, la gente verrà senz'altro. E quindi qui da Borgo Pracchiuso è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie Isabella. E restando a Udine, il Covid blocca anche le iniziative in piazza per le vie e le città in occasione del Carnevale, ma il Comune di Udine sta coinvolgendo i bambini e gli adulti con un concorso sul web. Non ci sono manifestazioni pubbliche per il Carnevale nelle strade della città, però sta procedendo Carnevale Librando. Ne parliamo con l'assessore agli eventi del Comune di Udine. Quindi sta andando bene questa iniziativa, sta prendendo piede, i ragazzi stanno aderendo? Ma sì, devo dire che quest'anno siamo tutti molto amareggiati di non poter fare i tradizionali festeggiamenti di Carnevale con le maschere in piazza San Giacomo e nelle altre piazze della città. Però questa nuova iniziativa sta riscuotendo molto successo perché lega quello che è il tema del Carnevale, delle maschere, la voglia di fare festa, di stare assieme, con quella dei libri, perché grazie a questo accordo con le librerie di Udine verranno erogati 15 premi, ci sono 3 categorie per questo concorso fotografico a premi. La prima categoria riguarda gli junior, quindi bambini fino a 10 anni, poi teenager fino ai 18 anni e poi aperto a tutti, con 5 temi che vengono proposti, che vanno dal tema un po' d'attualità, io resto a casa, quindi uno può mascherarsi con quello che trova a casa, al tema classico che è quello degli animali, quindi scappato dallo zoo, piuttosto che il tema saranno famosi, o altri temi residuali per cui uno può comunque vestirsi con quelli che sono i costumi tradizionali in giro per il mondo. Ecco, noi ci auguriamo ci sia comunque la voglia di fare festa e la voglia anche di organizzarsi appunto con delle foto che poi possono essere trasmesse al sito del Comune di Udine, e poi ci saranno questi buoni premio di 40 euro che verranno erogati da librerie e uno potrà acquistare i libri che più gli piacciono. Quindi è un'iniziativa che unisce l'aspetto ludico, goliardico e di festa con un aspetto culturale importante soprattutto per i bambini e per le famiglie. Ecco, l'importante è non creare assembramenti in città, perché se qualche bimbo vuole camminare per la città vestito in maschera, però evitare gli assembramenti. Sì, beh, ma ormai questo è diventata purtroppo un'abitudine per tutti noi, siamo abituati a convivere con le mascherine, non solo con le maschere, e a evitare gli assembramenti. Penso che questa iniziativa vada proprio in quella direzione lì, è stata concordata, come dicevo, e tiene conto del momento particolare, in attesa di quello che vorremmo organizzare, un grande carnevale per il 2022, magari con i carri mascherati, quindi una grande festa, ma ovviamente questo sarà inevitabilmente legato all'evolversi della pandemia. E andiamo avanti parlando di vaccini, allora, sentendo Crapis dalla redazione di Pordenone. La realtà in questo momento in effetti finalmente ci fa vedere delle cose positive, una tendenza positiva. Il numero di ricoverati in questo momento nelle nostre strutture sono tra i 100 e i 110 Covid, quindi sempre tanti, intendiamoci, e che chiaro, essendo arrivati a 210 ci sembra adesso di cominciare a intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, lungi però dal poter cantare al momento vittoria. Un dato però su cui volevo focalizzare oggi l'attenzione è il dato inerente alla vaccinazione tra gli operatori sanitari. È un dato molto buono nella nostra azienda con percentuali molto alte. Ho intravisto delle cose preliminari e sono veramente dei dati molto confortanti. Parliamo di tassi di adesione veramente alti, a cui dobbiamo aggiungere anche i recentissimi Covid che non sono ancora stati vaccinati. Non è affatto quindi un caso che negli ultimi 10 giorni non ci sono stati dipendenti dell'azienda positivi. Vuol dire che la vaccinazione ha efficacia, sta cominciando ad avere efficacia. Circolano tante voci sugli effetti collaterali, sicuramente dopo le seconde dosi si è assistito a tanti effetti collaterali.
tutti assolutamente diciamo relativamente blandi, nulla che un paracetamolo e un FANS non potessero tenere sotto controllo. Parliamo di dolore in sede di iniezione, febbre che può essere stata anche molto alta per 24-48 ore, dolori muscolari, linfoadenomegalie, cioè i linfonodi ingrossati, tutte cose che in realtà sono effetti collaterali per definizione, ci mancherebbe dal punto di vista diciamo AIFA, sono infatti segnalazioni di eventi avversi che anche nella nostra azienda siamo stati molto ligi a fare, ma in realtà diciamo che comunque sono degli effetti non solo non gravi, ma che rendono ragione dell'attivazione del sistema immunitario. Speriamo che ci siano dosi a sufficienza e che ci consentano di organizzare nel migliore dei modi la campagna vaccinale adesso per gli ultraottantenni, e quindi speriamo poi che nei mesi a seguire possano esserci poi altre categorie che in realtà saranno anche già adesso sottoposte a vaccinazione con il vaccino noto anche da questo punto di vista dell'AstraZeneca, che avendo dati di efficacia inferiori rispetto a Pfizer e Moderna è destinato dal Comitato Tecnico Scientifico a una popolazione meno a rischio, diciamo così, quindi senza grandi patologie e con una età relativamente più bassa. Andiamo a pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea. Lunedì prossimo i sindaci del Friuli Venezia Giulia scenderanno in piazza per manifestare contro i disservizi postali. Appuntamento a Monfalcone alle 17, l'annuncio è stato dato questa mattina nella sede dell'ANCI di Udine. Allora sentiamo i primi cittadini al microfono di Isabella Gregorato. Una problematica che ha visto far scendere praticamente in campo tutti i comuni della regione, affiancati ovviamente dall'ANCI. Quindi tutta una serie di proteste, di iniziative affinché gli uffici postali ritornino a essere un servizio vero e proprio per i cittadini. Certamente quello che noi vogliamo oggi come ANCI Friuli Venezia Giulia al fianco di tutti i comuni è proprio di ripristinare quel servizio che deve essere un servizio pubblico, universale, a favore di tutti i cittadini. Se oggi noi siamo qua a parlare di questo è perché, nonostante sia trascorso un anno da quando abbiamo istituito un tavolo con Poste Italiane, non siamo riusciti ancora ad avere i problemi risolti che ci sono in tutto il territorio regionale. Quindi a questo punto, al di là della protesta, della manifestazione in piazza, che cosa potete fare? Quali strade potete percorrere? Allora, noi avevamo già intrapreso un percorso proprio di dialogo ancora più di un anno fa con Poste, dicendo istituiamo un tavolo, benissimo, l'abbiamo istituito, e in questo tavolo dovevamo indicare quelle che erano le criticità nei vari servizi postali dei territori, dialogando continuamente col referente di Poste Italiane. Questo ha significato tutta una serie di incontri in cui noi abbiamo esplicitato le problematiche, addirittura il referente di Poste si è recato nei vari comuni dove c'erano le problematiche, però di fronte a tutti questi problemi, a queste criticità, parliamo di ritardo nella consegna della posta, piuttosto che ad esempio le raccomandate consegnate in maniera anomala, fino al problema grosso di oggigiorno della riduzione degli orari degli sportelli, abbiamo sempre avuto delle risposte faremo, vedremo, oppure degli interventi a spot. Quindi siccome oggi noi non abbiamo nessuna programmazione di quello che avverrà da oggi in poi, che già è un po' tardino, detto così, siamo molto preoccupati perché vedere durante l'estate i nostri anziani in coda al caldo, al calore, adesso col freddo, al freddo, capite che non è il massimo della situazione. Teniamo presente, questo lo voglio sottolineare, che spesso si parla di servizi digitali. Poste dice noi abbiamo tutta una serie di servizi digitali che però non sempre, e anzi non quasi sempre, soddisfano quelle che sono le necessità, se pensiamo ai soggetti fragili, agli anziani che non sono in grado, non riescono ad accedere ai servizi digitali, ma hanno bisogno proprio di recarsi presso gli sportelli. Siamo con il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, perché proprio a Monfalcone è stata organizzata una manifestazione, possiamo dire, di piazza. Come è organizzata l'iniziativa?
Lunedì alle ore 17, grazie all'importantissimo contributo dell'ANCI, i sindaci si ritroveranno per dire a Poste Italiane che così non va. Noi abbiamo anche singolarmente come comune ricevuto veramente tante segnalazioni da anziani e meno anziani, perché purtroppo Poste Italiane durante il Covid ha iniziato, e l'ha fatto, a chiudere nei pomeriggi tutti gli sportelli che aveva invece aperto, no, gli sportelli dei comuni dove le persone si servivano del servizio universale che Poste Italiane deve erogare. Ciò cosa ha significato? Che in questo momento in provincia di Gorizia, io parlo per la mia realtà, dopodiché questa è una cosa comune appunto a tutto il Friuli Venezia Giulia, immagino al resto d'Italia, ma noi ovviamente sappiamo, rappresentiamo le nostre comunità, noi abbiamo un'infinità di segnalazioni di cittadini di tutti i comuni della nostra provincia, perché in questo momento gli unici sportelli aperti di pomeriggio sono quelli di Monfalcone e di Gorizia, uno di qua e uno di là. Noi abbiamo un bacino importante, quindi si creano file incredibili, file di 50 persone, gente che aspetta 2 ore, persone anziane che aspettano anche alla mattina, a dire la verità. Allora abbiamo iniziato a rapportarci anche, no, con Poste Italiane, abbiamo ricevuto un cortese rimbalzo, diciamo, ecco. Per cui noi crediamo che rappresentare i nostri cittadini sia molto importante. Gli utili che produce Poste possono essere ridotti a vantaggio di nuove assunzioni di personale, perché è l'altra parola che spendo, è proprio a supporto del personale che è costretto a servizi che io credo siano quasi incivili, poveri, perché comunque in pochi a erogare servizi davanti a tantissime persone. E allora le tante proteste e segnalazioni che abbiamo per le code, il fatto che comunque i cittadini di tutti i comuni debbano spostarsi, e il fatto anche che i nostri come dire, cittadini sono anche dipendenti di Poste e di conseguenza vivono queste situazioni così terribili, ci ha convinti a trovarci lunedì alle 17 davanti alla posta centrale di Monfalcone in via Parini con i sindaci per dire basta. Noi vogliamo con i fatti che Poste riapra gli sportelli, assuma le persone, riduca pure quegli utili che genera di bilancio e consenta anche di vivere in maniera più vivibile questo servizio. Aggiungo che non è l'unico problema, perché il problema delle raccomandate, del numero molto risicato, ad esempio degli sportelli ATM, sono tutte situazioni, delle barriere architettoniche, vogliamo dirlo, se sono un disabile non posso recarmi in posta, ecco. Bisogna intervenire, quindi deve mettere mano al portafoglio e lavorare seriamente con i fatti, riaprendo sportelli e realizzando tutti questi interventi. Chi ha cominciato a protestare a livello regionale proprio per quanto riguarda i servizi delle poste, le lunghe code fuori dagli uffici postali, è stato il sindaco di Valvasone e Arzene, Marcus Maurmair. Come si sente adesso che è riuscito a muovere tutti gli amministratori della regione, quindi tutti insieme, per affrontare la problematica e cercare di risolverla in qualche modo nel più breve tempo possibile? Diciamo che mi sento un po' sconsolato, perché oggi è l'11 febbraio e un anno fa esattamente abbiamo avuto l'onore di scomodare il vice direttore generale di Poste Italiane, Lasco, che è salito da Roma fino al Friuli per relazionarci rispetto al fatto che tutto stava andando bene. In realtà non è così. Quella volta ci lamentavamo in particolare del mancato recapito della posta, oggi ci lamentiamo di qualcosa ancora di più importante, una tutela della salute dei nostri cittadini, degli utenti di Poste Italiane, costretti per una logica che è quella che guarda a far prevalere i ricavi sui costi, a fare ore di code all'esterno degli uffici postali, perché le poste non hanno... Anche il Covid chiaramente contribuisce ad allungare queste code. Beh, diciamo che il Covid contribuisce a allungare le code, ma soprattutto ha permesso a Poste Italiane di razionalizzare i propri servizi, dando attenzione all'utile più che ai servizi stessi che dovrebbero erogare, che è un servizio universale. Parliamo di alta formazione perché in questo campo il modello Udine fa scuola e sbarca a Milano. Confindustria Udine e l'Ateneo Friulano hanno sottoscritto un accordo con Asso Lombarda per l'attivazione nella capitale della finanza del Executive Master in Business Administration, che è già operativo a Udine.
Grazie ad un accordo con Assolombarda, l'Executive Master in Business Administration, già operativo a Udine, sbarca anche a Milano. Il modello friulano dell'alta formazione, che vede protagonisti Confindustria Udine e l'università, fa dunque scuola a livello nazionale. Tutto è partito dall'individuazione di un vuoto formativo. Il master è nato 2 anni fa per rispondere all'esigenza di manager e imprenditori di accrescere le proprie competenze. 300 ore di didattica strutturate in part-time, con orari e contenuti plasmabili sulle esigenze dei partecipanti. Dopo il successo riscosso sul territorio, l'iniziativa ha attirato l'attenzione anche di Assolombarda. Abbiamo conquistato la piazza milanese. Questo cosa significa? Che la nostra offerta è perlomeno della stessa qualità dell'offerta delle migliori università italiane. Parliamo di Bocconi, parliamo di LUISS, Politecnico di Milano. Questi sono gli Executive Master a disposizione a Milano, in Lombardia. Assolombarda ha scelto il master, l'Executive Master di Confindustria Udine in collaborazione con l'Università di Udine. Perché? Beh, è facile capirlo. Sicuramente per la qualità dei docenti nazionali e internazionali e per la qualità dei corsi offerta, ma non solo, anche per la flessibilità di orario, per rispondere alle esigenze di chi è già entrato da anni nel mondo del lavoro e ha bisogno di coniugare il lavoro, la famiglia e lo studio. Dopodiché anche sicuramente un buon rapporto qualità-prezzo, perché un executive master di questo livello costa perlomeno il doppio rispetto alla nostra offerta. Inoltre il nostro executive master riconosce 60 crediti, questo potrebbe essere necessario in caso di seconda laurea, ma anche per fare curriculum, perché i crediti vengono riconosciuti da qualsiasi tipo di concorso pubblico. Questo negli executive master delle business school non può avvenire, non vengono certificati. Detto questo, il master è completamente rispondente, completamente plasmato sulle necessità dei corsisti, sia da un punto di vista di contenuti, quindi i corsisti a inizio anno definiscono quelle che sono le loro necessità, cosa sentono di aver bisogno di integrare, di aggiornare, di migliorare, vengono messe insieme tutte queste richieste e viene creato il master per i successivi 2 anni, e questo ogni volta che nasce una nuova classe. Nel corso della presentazione si diceva che la discesa in campo di Assolombarda di fatto mette a disposizione dei corsisti anche quel ecosistema di relazioni che è di Confindustria. Assolutamente sì, che non è poco, perché stiamo parlando dell'associazione confindustriale più importante e più grande d'Italia. Un altro aspetto è l'attenzione che da sempre Confindustria Udine dedica alla formazione, in questo caso alta formazione, e al tema delle competenze. Sì, è parecchio tempo che noi ci facciamo portatori di questo messaggio. Le competenze devono essere alla base di qualsiasi tipo di responsabilità, sia essa politica, sia essa governativa, sia essa istituzionale, ma in un qualsiasi ruolo di potere la base imprescindibile devono essere le competenze. Noi vogliamo che i nostri cittadini, i nostri collaboratori, i nostri associati si rendano conto che non possiamo più fare a meno delle competenze. Questo sicuramente il nuovo governo Draghi dovrebbe aiutare. Rettore Pinton, lei ha detto non solo orgoglio e soddisfazione per i risultati raggiunti fin qui, ma anche il desiderio e davvero l'impegno a fare ancora di più. Sì, beh certo, noi come dicevo abbiamo sottoscritto con Confindustria Udine un accordo quadro il giugno scorso in cui avevamo fissato delle attività che avremmo voluto sviluppare congiuntamente partendo da questa esperienza, ma naturalmente con l'idea di mettere in atto altre azioni soprattutto in ambito della ricerca, della condivisione di tematiche su cui puntare per l'innovazione delle imprese e trasferimento tecnologico. Sicuramente punteremo molto sulla struttura che abbiamo chiamato Uniwood Lab Village, in cui ci sono questi laboratori di contaminazione, ma l'idea è proprio creare anche delle piattaforme condivise su cui produrre tutte queste attività che vanno dalla formativa fino al trasferimento tecnologico. In tempi di recovery plan idee, progettualità risultano fondamentali?
Io credo che sia assolutamente importante avere il cassetto pieno di idee e provare anche sulla base di quanto si è in grado di fare a mettere insieme gli sforzi comuni. Io credo che possa questo derivare solo ed esclusivamente dalla possibilità di avere la voglia di interagire, quindi sviluppare una progettualità comune è fondamentale per definire degli obiettivi chiari. Sullo sfondo c'è questa collaborazione tra pubblico e privato che porta a risultati importanti. Parlava il direttore Nencioni della necessità di rafforzare le infrastrutture di ricerca, così le ha definite. Sì, diciamo proprio, io parlerei anche proprio di piattaforme, naturalmente. Questo un po', fra l'altro parlando del Covid Plan, sarà assolutamente compreso e sarà una forte anche diciamo, spinta nei confronti dell'università per entrare in questo tipo di attività come protagonisti, non semplicemente come fornitori di supporto. E credo che sia assolutamente importante creare sulle esigenze del territorio, ma non solo, queste piattaforme, queste infrastrutture che consentano poi di allargare il livello di utenza con una prospettiva però di sviluppo, non rispondendo solo a un bisogno puntuale, ma con una prospettiva di sviluppo. Non dimentichiamo fra l'altro che il piano si chiama Next Generation EU, quindi dobbiamo pensare alle Next Generation. È tutto per questa edizione di A Voi la Linea, appuntamento che torna domani sempre alle 12:45. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.